Benvenuti al Il Giro del Mondo in 80 giorni. A cura di Radio Nostra, ogni lunedì sera dalle ore 21. Buon ascolto. Eccoci qua, buonasera, benvenuti a tutti. Abbasso la sigletta. 21esima puntata del Giro del Mondo in 80 giorni, con me Omer e Rossella. Buonasera. Buonasera a tutti e grazie per l'ospitalità qui sulla tua bellissima mongolfiera. Bene, c'è anche Rossella che non la vedo sul cestello. Eccomi. Eccoti qua. Aspetta. Ciao ragazzi. Bene, 21esima puntata, oggi giriamo, perciò rimanete ben saldi al cestello, al bastone, perché si gira in lungo e in largo. Misure di sicurezza. Andiamo col primo brano, Ribalta Vapori, che avremo con noi nelle prossime settimane. L'interno 26 è un teatro in cui io ti inviterei. Microcosmi che normali sono di per sé, ma normale poi vuoi dirmi dalla finestra, sino al Rosavelo, versetti sul Nazareno, una terza senza reggiseno, non mi credi, che puoi star bene così. Guardi il mondo, sì, dal tuo iPhone con la mano, ma puoi dirmi chi ha mai viaggiato più di un gabbiano? Volan le rondini che quasi bacian le finestre, mentre la matta è lì con l'amico che sola sente. Dalla finestra, bandiere, arcobaleno,
Bene, i ribalta vapori con interno 26 qui con noi nella nostra mongolfiera ed ora, la mongolfiera fa un passettino piccolo questa sera perché si deve scaldare per dopo. Siamo a Padova, Rossella. Siamo a Padova e abbiamo con noi Flora Grassivaro, che è la presidente per il Veneto della Federazione Donne per la Pace nel Mondo. Benvenuta Flora, siamo molto Benvenuta, contenti. benvenuta. Grazie. Buonasera a tutti e grazie di averci chiamato come associazione e grazie anche per la sensibilità che avete dimostrato nel scegliere un argomento come l'Afghanistan di cui mi avete chiesto di parlare. Io prima vorrei un attimo presentare la federazione per cui Sì. sono volontaria, perché ormai è una federazione che ha compiuto 30 anni l'anno scorso. È nata nel 1992 in Corea, dove appunto la posizione della donna era un po' sottomessa, come in tutto l'Oriente, e è nata per creare una visione comune delle donne nel portare avanti un discorso di pace. Cioè pensiamo che le donne unite assieme e al di là di ogni barriera razziale, nazionale, religiosa, di ceto sociale, possono contribuire allo sviluppo mondiale, uno sviluppo nel bene. Quindi dopo 8 di anni, nel 1997, è diventata una organizzazione, una ONG di prima categoria all'ONU e ancora adesso lavoriamo in tutto il mondo. Ci basiamo su 3 filoni principali, quello educativo, quello sociale e quello culturale. Quindi questo è un po' quello che facciamo, cioè grosso modo la nostra associazione. Per Padova siamo la sede veneta. Scusa, non ho capito. No, Scusami, dicevo complimenti, ti stavo interrompendo. Che No, cosa? no, è che non si sente tanto bene, sento un po' lontano, per cui Ok, scusa. allora prego. No, stavo chiedendo se era presente quindi anche in paesi extraeuropei, perché mi Sì. dici che è nata in Corea. Sì, siamo in più di 100, adesso non mi ricordo più di un centinaio molto più di un centinaio di paesi. La nostra fondatrice, la dottoressa Jamun, e da lì poi ha mandato volontari in tutto il mondo, soprattutto giapponesi il primo periodo, poi si sono alternate un po' dappertutto e dove sono andate hanno creato progetti di pace che ancora sono attivi e si stanno moltiplicando, perché poi la rete si evolve, no? Diventa sempre più ampia e si cerca il sostegno di altre associazioni, e questo è il bello della rete per la pace, insomma, in pratica. Quali iniziative in linea di massima, insomma, poi immagino che ci saranno anche occasioni, eccetera, ma in linea di massima quali sono le iniziative che mettete in campo? Sono un po' a 360 gradi, però io parlando della sede di Padova abbiamo diversi incontri formativi, incontri nelle scuole, convegni, raccolta fondi per determinati progetti, in particolare in questo momento l'Afghanistan e l'Ucraina, e abbiamo fatto anche dei gemellaggi che sono un po' la prerogativa della Federazione delle Donne nella parte diciamo culturale, perché culturalmente noi ci teniamo a far conoscere le tradizioni, i costumi, i modi di pensare diversi delle varie nazioni, ma soprattutto i gemellaggi sono nati per ricostruire una connessione tra donne di paesi che erano stati coinvolti in conflitti. Quindi i primi sono stati fatti tra Giappone e Corea, poi tra Giappone e America e poi un po' in tutto il mondo, e noi l'abbiamo fatto tra Italia, Austria e Slovenia, che erano quelle coinvolte nella guerra mondiale, almeno quelle più vicine a noi coinvolte. Quindi gli uomini si sparano e le donne cercano di correre di pari. Allora, diciamo che secondo me anche le donne vanno educate, perché poi ci possono essere donne terribili, secondo me, però vanno educate come anche gli uomini, e questo parte soprattutto dalla famiglia. Se uno ha delle buone basi in famiglia, dove le relazioni sono le prime che si conoscono, quelle che poi si portano avanti nella vita, se impara le giuste relazioni nella famiglia saprà riportarle poi anche all'esterno quando cresce. Quindi è chiaro che una donna, una madre ha
questa responsabilità assieme al padre. Ovviamente noi siamo un movimento che crede molto nella complementarità tra uomo e donna, non siamo le classiche femministe, riconosciamo un posto importante per il femminismo del passato, ma pensiamo che questa sia l'era della nuova collaborazione tra uomo e donna, cioè qualsiasi donna deve riuscire ad accedere deve avere la possibilità di accedere alle posizioni anche chiave per dare il suo contributo e portare avanti questo mondo di prosperità e pace. Ascolta Flora, e voi appunto vi occupate anche di aree particolarmente critiche e specialmente parlavamo con te insomma dell'Afghanistan, no? Che è un po' sparito dai radar, cioè c'è stato il momento dell'abbandono delle truppe americane così con scene strazianti, terribili, insomma è anche un po' sconcertanti perché vabbè. Però dopo, passato il pathos dell'istante, non se ne parla più, insomma è come se quel paese fosse precipitato in un buco nero. Certo, sì, infatti non è che tralasciamo gli altri problemi, purtroppo il mondo è pieno di problemi, dall'ultimo terremoto in Turchia a tutte le altre cose, abbiamo nel cuore dell'Europa la guerra, quindi è chiaro che ci dedichiamo anche alla raccolta fondi per materiali, materiali diciamo per tipo cibo, medicinali per l'Ucraina, però è ovvio che non vogliamo dimenticare l'Afghanistan, perché appunto, come hai detto tu, dopo il grande polverone che è venuto fuori con l'arrivo dei talebani, dopo un po' non se n'è più parlato. Invece è uno dei paesi, cioè ha la crisi umanitaria più grave del 2023, cioè non possiamo dimenticarci di questo paese. Siamo quasi 5.000 chilometri di distanza, ma dobbiamo assolutamente fare qualcosa perché la situazione è tragica, cioè c'è un freddo terribile, c'è mancanza di cibo, c'è mancanza di tutto e continuano a morire persone. Solo nelle ultime 2 settimane 150 persone sono morte dal freddo, perché lì nelle città arriva a -10, ma nelle aree rurali anche -35, 36 e non hanno coperte, non hanno niente, vivono in queste case molto povere e senza cibo. Ci sono i bambini che vanno a raccogliere la plastica, anche gli uomini, la plastica per bruciarla. A volte hanno un po' di legna, a volte plastica, stracci e potete immaginare anche il tipo di fumo che viene fuori, quindi raggelo, fame, inquinamento, un sacco di bambini al di sotto dei 5 anni si ammalano e c'è stata un'epidemia, mi sembra a febbraio, di polmonite e c'erano 2500 casi in più degli ultimi 3 dicembre scorso, quindi figuratevi quanti bambini hanno dovuto accedere agli ospedali e in questi ospedali purtroppo i posti sono tipo un letto per 3 bambini e poi dovete pensare anche che dalle zone rurali devono arrivare a questi ospedali e questo comporta cambio di trasporto, magari 2 o 3 trasporti da cambiare, biglietti che per queste famiglie sono molto cari, cure mediche che per queste famiglie sono molto cari e il risultato qual è? Senza cibo, senza soldi, devono vendere una bambina, una delle figlie. Io credo che ogni madre si spezzi il cuore, ma delle volte lo fanno, anzi la maggior parte delle volte lo fanno perché con quei soldi possono dare da mangiare al resto della famiglia, agli altri figli. È una cosa atroce. Terribile, terribile. Sì. Cioè io Ascolta, voi avete dei corrispondenti, lì avete qualcuno che vi dà le informazioni di prima mano? Sì, allora, noi avevamo dei volontari, una famiglia e più altri altri volontari giapponesi, eccetera, che erano andati lì, si erano stabiliti lì per anni e avevano creato
dei progetti non solo educativi, dei progetti anche di, di insegnamento, di alfabetizzazione. Sì, sì. E anche una piccola sartoria abbinata anche del microcredito. Poi con l'arrivo dei talebani sono dovuti tutti andare via e anche cercare di mettere in protezione quelli che li avevano sostenuti, perché poteva essere pericoloso per loro. Proprio in quel momento lì, proprio quando c'era il pandemonio, una nostra carissima amica, che è una giornalista bravissima, è Barbara Schiavulli, è una reporter di guerra e anche la fondatrice, la cofondatrice di Radio Bullets, è andata per vedere com'era la situazione, perché lei ama moltissimo quel paese. E siccome la conoscevamo e ci fidavamo di lei, e nessuno poteva entrare in quel paese e le banche erano chiuse, cioè disastro totale, abbiamo affidato a lei una piccola raccolta fondi che avevamo fatto e abbiamo detto: per le emergenze, se trovi la possibilità di aiutare qualcuno, fallo pure con questi soldi che ti affidiamo. E lei ci è riuscita, chiaro, una goccia nel mare, però quando ha fatto il report di queste situazioni che è riuscita a aiutare, cioè io mi sono commossa, perché ad esempio una era una segnalazione che gli era venuta dall'Inghilterra di 3 bambine, due bambini e una bambina che avevano perso la madre, era stata vittima di un conflitto a fuoco, il padre era completamente drogato, quindi non poteva prendersi cura di lei, perché purtroppo in Afghanistan con la droga risolvi un po' il dolore che c'hai, il dolore per non avere niente, per morire di fame e non poter dare niente alla famiglia, quindi tantissimi si drogano purtroppo. E questi bambini senza il padre, perché era sempre assente, e senza la madre, vagavano per la città per raccogliere plastica o per chiedere elemosina. E un altro signore che già guadagnava pochissimo, tipo gli 85 centesimi al giorno se gli andava bene, e aveva già 3 figli, ha detto: io non posso vedere questi bambini che girano da soli, hanno bisogno di qualcuno che li protegga, e se li ha portati a casa. La giornalista è andata lì per sentire questa storia, poi quando ha visto la situazione è andata a fare la spesa con i nostri soldi, li ha riempiti di cibo almeno per un mese, di frutta fresca, di zucchero, di farina, di tutto, di riso, e poi qualche giocattolo per i bambini, che proprio si sono illuminati. È stata una cosa bellissima. Ci ha mandato le foto, non so se poi qualche foto sia arrivata di quelle che ho mandato. E niente, questa è una storia molto bella. Poi sono stati presi in carico da un'altra ONG che era già sul posto, e quindi adesso riescono a essere seguiti. E l'altra storia, secondo me bellissima, era di una mamma con altri 3-4 figli, di cui l'ultima era una bambina di 3 anni. Questa mamma non aveva più il marito, perché il marito, forse il marito non era neanche un gran marito, perché con questi matrimoni così combinati con bambine giovani, combinati. Sì, sono terribili, quindi queste donne si ritrovano da sole, praticamente nella migliore delle ipotesi si ritrovano da sole, quando poi sono col marito è terribile. E comunque si è ritrovata con questi bambini con un affitto da pagare di 25 euro circa al mese, e che da più mesi non pagava. Quindi senza cibo, senza i soldi per l'affitto, si era fatto avanti uno zio, un familiare, qualcosa, che ha detto: io ti pago tutto il debito, però mi prendo la bambina di 3 anni. Adesso non so neanche se per lui, ma comunque l'avrebbe data in sposa. E quindi questa madre era disperata, e col nostro aiuto, con l'aiuto della giornalista, che per fortuna aveva un cuore grande anche e ha segnalato questa cosa, abbiamo pagato tutti i debiti, abbiamo dato una buona riserva di cibo. E la mamma, rinvigorita un po' da questo aiuto che è stato dato, aveva trovato anche un piccolo lavoro, che era lavare i panni sporchi degli altri, quindi è riuscita poi un po' di autostima, di sì, recuperare motivazione, quindi sì, perché le donne lì sono annullate, è proprio una cosa. Ecco, volevo dire, cioè, queste storie qua che dici tu, che ci hai raccontato, sono molto belle e commoventi, sono piccole gocce nel mare, lì il dramma. certo. Allora, questo dramma umanitario noi non abbiamo la percezione, l'unica cosa che arriva
in Europa è l'accanimento contro le donne, contro le bambine, contro la scuola, no? E quindi contro l'emancipazione a ogni livello, anche minimo. Però che le persone addirittura muoiano di freddo e di fame, no, non è tanto arrivato, quindi è veramente terribile. Ascolta, adesso ci sono delle iniziative. Adesso alcune ONG hanno ripreso a lavorare lì. Il problema è che da dicembre, adesso mi sembra dicembre o gennaio, è arrivato il divieto anche alla popolazione locale, alle donne, di collaborare con le ONG. E quindi questo ha un duplice problema, che prima di tutto queste donne con questo lavoro di collaborazione ricevevano un piccolo stipendio, un qualcosa che potevano mantenersi e mantenere la famiglia. E l'altro fatto negativo è che con le donne le ONG riuscivano a portare avanti dei progetti di aiuto umanitari, ad esempio se una donna andava a visitare un'altra donna incinta, non ci può andare un uomo, non gli parla, non è permesso di parlare, quindi se vanno da donne e ci vanno uomini è distrutto il progetto, quindi annullano tutto quello che si può fare di positivo, perché una donna lì non può più lavorare, non può più lavorare, a volte le pagano una miseria per stare a casa, per stare in cucina e basta, e far figli. Non possono più andare a scuola oltre la scuola primaria, la scuola secondaria non può essere per le donne, non può esserci l'università, non possono girare da sole, devono essere accompagnati da un familiare uomo o anche un ragazzino, ma di genere maschile. Devono essere coperte quando escono. Le ultime è che non possono andare né ai ristoranti, né ai parchi, né ai bagni pubblici. Non possono andare forse neanche in bicicletta, credo. Quindi mentre si era attivato, so che avevano attivato anche un servizio di taxi al femminile prima che arrivassero i talebani, e adesso non esiste più niente. Quindi è veramente tragico. È un quadro molto drammatico quello che ci hai rappresentato. Allora ti ringraziamo tantissimo, Flora, per questo tuo intervento, devo dire sia molto toccante anche, e ti invitiamo, se ci saranno iniziative concrete magari anche a livello internazionale, non so se riuscite a coordinarvi con altri paesi per l'Afghanistan. Noi ti invitiamo, ovviamente siamo disponibili a fare da megafono con i nostri mezzi, con la nostra mongolfiera. Sì, ti abbiamo perso perché vedo il microfono disattivato. Flora, prova a ricliccare se riesci. Eccoti. Ok, sì. No, abbiamo fatto anche delle iniziative internazionali proprio sull'Afghanistan, abbiamo cercato di fare rete anche con grandi ONG e anche tipo a Bruxelles o in Svizzera, adesso non mi ricordo dove. Abbiamo chiamato anche una persona, adesso non dico il nome perché a volte cerchiamo anche di proteggerla, perché per anni ha lavorato in Afghanistan per l'istruzione delle bambine soprattutto, e adesso sta ricominciando a lavorare, ma è un po' pericoloso dire il suo nome, per cui non lo dico, ma stiamo lavorando in sintonia anche con lei e stiamo aiutandola. Allora, aiutiamo Anna, nome di fantasia. Tantissimi complimenti e grazie. Grazie a voi. E per qualunque iniziativa che riterrete di pubblicizzare, noi siamo disponibili. Grazie a voi, grazie. È stato un piacere, Flora, alla prossima. Ciao. Grazie mille, Flora. Accompagnavo la notte in una stanza all'appuntamento con il mattino, il buio complice di quell'antica danza andava
nuova in scena, la prima dell'amore, le rughe sopra vecchi muri abbandonati disegnavano il contorno, il fuoco sul tuo viso bruciava una carezza, clandestino il nostro incontro. Vicoli dai gatti colorati, vicoli dai gatti colorati, vicoli dai gatti colorati, vicoli dai gatti colorati. Laghi di nuvole ubriacavano la strada nell'inedito indeciso mattino, in un silenzio sciolto al suono delle labbra, intermittenti e prive di parole, tra i vicoli dai gatti colorati, nell'attesa di un ritorno, l'odore di vernice portato dal vento verso un solito nuovo giorno. Vicoli dai gatti colorati, vicoli dai gatti colorati, vicoli dai gatti colorati, vicoli dai gatti colorati. If you wanna dance, oh baby, come to. I wanna dance if I'm without you. If you wanna dance, oh baby, come to. I wanna know, I wanna Vicoli, Michele Di Domenico, qui a Radio Nostra, Michele Di Domenico, adesso guardate che aggancio che faccio, Michele Di Domenico di Jesolo, cittadina dove lo scorso estate ha visto nascere delle tartarughe, perché le tartarughe marine sono andate a covare, diciamo, a lasciare le uova, non a covare, a lasciare le uova proprio nella spiaggia di Jesolo. Quindi parliamo di tartarughe e il nostro secondo ospite è Sauro Pari della Fondazione Cetacea. Buonasera Sauro. Buonasera a voi. Benvenuto. Buonasera, benvenuto, buonasera. Bene, è il periodo in cui ci sono tanti avvistamenti in questo momento, che si va in spiaggia, si cammina e si trovano varie tartarughe, tante volte vive, tante volte purtroppo che non ce l'hanno fatta, e quindi la vostra fondazione che ha l'ospedale per le tartarughe. A me piace questo discorso dell'ospedale delle tartarughe, signor Sauro. Sì, no, niente signore, per favore. Sì. No, allora sì, l'ospedale delle tartarughe, perché le tartarughe, a dire il vero, per riprendere il discorso di prima, non è che sono messe molto bene. In Adriatico c'è una grande quantità, soprattutto di caretta, che è la specie, una delle 3 specie presenti nel nostro mare, ma diciamo che sono molto vittime dell'interazione con la pesca e anche delle condizioni climatiche. E ogni anno sulle spiagge dell'Emilia-Romagna e delle Marche sono rinvenuti all'incirca 300-350
tartarughe morte e gran parte di queste sono state prese nei reti, dopodiché magari tirate su e buttate in mare, però avevano delle problematiche che si erano nate, tipo, adesso faccio una piccolissima digressione, ma le tartarughe marine, come sapete, sono dei rettili, non sono né pesci né mammiferi come i cetacei, e quindi devono comunque uscire per respirare. Hanno una grande capacità di apnea, nel senso che possono stare sott'acqua anche 2 ore e mezzo senza respirare, perché hanno dei grossissimi polmoni, e però finita questa riserva d'aria annegano, come faremmo noi purtroppo. E quindi, siccome la pesca che fa più catture è la pesca a strascico, e le calate, così si chiamano, cioè il tempo in cui la rete a strascico rimane sott'acqua, durano all'incirca appunto 2 ore e mezza, spesso le tartarughe ingeriscono acqua e questo è causa di infezioni polmonari, è causa di morti, eccetera. Alcuni pescatori, devo dire la verità, molti negli ultimi tempi ci chiamano quando catturano le tartarughe. Noi, che i pescatori che collaborano con noi, abbiamo fatto un vero e proprio corso di formazione. Sì, c'è anche un protocollo, no? Esatto. E questo permette che loro, un attimo fa guardavo il cellulare, c'è un pescatore che collabora con noi, ha preso una tartaruga molto grossa e ce l'ha sulla chiglia, sulla tolda della barca, e che sta girando lì, però sta bene, quindi gli ho consigliato di ributtarla in mare. Ecco, è un fatto che succede tutti i giorni. Noi adesso abbiamo ospedalizzate 24 tartarughe, e c'è un turnover purtroppo molto grande, molto grosso, e soprattutto negli ultimi tempi arrivano molte tartarughe in pessime condizioni, insomma, e soprattutto molto grosse. In Adriatico cominciano a esserci veramente tartarughe grosse, perché è uno dei mari dove, a parte appunto le condizioni delle variazioni climatiche e dell'aumento delle temperature, che fa sì che le tartarughe si spingono sempre più a nord, e appunto il nido di Jesolo, che purtroppo non sono nate tartarughe vive l'anno scorso, cioè il nido purtroppo le uova sono andate a male, però è il nido più a nord che ci sia stato mai in Europa. Quindi perché questo? Perché noi avevamo avuto un nido a Pesaro 3 anni fa, nel 2019, e in quell'occasione invece riuscimmo a rimettere in mare 38 tartarughine. Però il punto è che non è usuale che facciano i nidi a queste latitudini, anche perché di fatto alla nostra latitudine le variazioni climatiche sono enormi, cioè depongono le uova, esatto, depongono le uova a luglio, quando ci sono 30, 32, anche 34 gradi, ma poi quando comincia l'incubazione nella spiaggia, perché non c'è cova, giustamente, le tartarughe vengono covate dal sole, c'è la specie di tartarughe molto, molto opportunista, fanno il nido sulla spiaggia, ricoprono tutto, poi ci pensa al sole e non ci sono cure parentali. Ma la questione è molto semplice. Al sud, dove abitudinalmente deponevano le uova, quindi con Libano, Turchia, Tunisia, eccetera, le temperature sono aumentate troppo, perché le uova delle tartarughe, per schiudersi e per schiudersi bene, insomma, non avere problemi, devono avere un range di temperatura nella sabbia che varia dai 24 ai 32 gradi. Cioè, con le temperature più basse, quelle che sono sul fondo del nido, producono maschi, quelle che sono sopra producono femmine.
ma se la temperatura va troppo su, 34-36 gradi, le uova non producono nessun cucciolo. E questo è uno dei grossi problemi per cui le femmine cominciano a migrare per la nidificazione. In Italia in passato c'era solo Lampedusa, più o meno, le coste, un po' le coste della Calabria. Adesso ci sono moltissimi nidi in Salento, ci sono tantissimi nidi in Campania, in Lazio, in Toscana. E da noi è più sporadico perché siamo appunto in un'area in cui magari vengono per il foraggiamento, ma sono anche tartarughe un po' più piccole, non ancora adulte e mature, però cominciano ad arrivare anche quelle. Quindi comunque il cambiamento climatico sta incidendo molto pesantemente anche su questa specie. Assolutamente sì. Cioè, in Adriatico cominciamo a vedere delle specie che non erano presenti nel nostro mare. Vuoi per i cambiamenti climatici da una parte, ma vuoi anche per il trasporto di specie aliene fatto attraverso l'uso delle acque di Sentina. C'è una specie che sta invadendo l'Adriatico ed è molto molto grave questo, ed è il granchio blu. È un granchio molto grosso, arriva a 25 centimetri di carapace non ha nemici naturali ed è un predatore che distrugge nelle acque salmastre, quindi sulla costa e negli acquitrini attorno alle coste, impera totalmente. È nata a Rimini proprio attraverso delle socie della Fondazione Cetacea, una società femminile, tutta femminile, sono 5 ragazze, che si chiamano Mariscadoras. Mariscadora è il nome delle gongolaie galiziane, e che stanno facendo una grossa battaglia per il riconoscimento della parità di genere nella pesca. E quindi queste ragazze che lo stanno facendo a loro modo anche qua, perché una cosa che non viene fuori quasi mai è che la pesca è un'attività quasi esclusivamente maschile, e nella pesca le donne fino a qualche tempo fa venivano considerate non dovevano salire sulle barche perché portavano sfortuna. Ora, queste addirittura c'è una cooperativa di cui non faccio il nome, non dico neanche dov'è, ma le quote degli uomini valgono il doppio delle quote delle donne, e c'è una battaglia legale nel 2023. E quindi le Mariscadoras hanno inventato uno slogan, il loro marchio è Blue Eat, mangiare il blu, e lo slogan è Alien is good, alien is food, perché ovviamente questi sono specie alieni e quindi dicono: noi siamo gli unici predatori che potrebbero far fuori questi granchi blu che sono infestanti, e quindi peschiamoli e mangiamoli. E hanno fatto una filiera con i pescatori, prima di tutto, che cominciano a vederlo come una risorsa e quindi cominciano a pescarlo, anche perché è un animale che sui mercati si trova ogni tanto, però si trova a prezzi ridicoli, cioè 4, 5, 10 euro al massimo al chilo. Considerato che negli Stati Uniti è considerato una prelibatezza e va a $150 al chilo. Quindi noi da questo punto di vista abbiamo da imparare, insomma. Abbiamo molto da imparare, Ma questi granchi non sono predatori per le tartarughe, cioè non competono? Le tartarughe forse, non è ancora provato. C'è qualcuno che lo sostiene, ma non ha prove da addurre. Forse sono dei nemici dei granchi blu. Perché non è possibile che questa cosa sia molto praticata? Perché il granchio blu, come dicevamo, è nelle acque costiere e le tartarughe stanno molto più a largo. Quindi il nemico delle tartarughe è la pesca e la plastica. L'uomo, esatto. Oh.
L'uomo invasore, va bene. Ma la fondazione non ha solo le tartarughe, c'ha anche i cetacei, i delfini, no? Diciamo che non li abbiamo ricoverati perché, allora le racconto, ieri sono stato tutto il pomeriggio a monitorare un delfino che davanti al porto di Rimini, ma a 50 metri dal porto, continuava a fare avanti e indietro e probabilmente mangiava, però in realtà mi aveva preoccupato perché aveva la pinna dorsale molto floscia, quasi piegata, e questa cosa nei cetacei è indice di scarsa salute, cioè E questa mattina abbiamo ritrovato sulla spiaggia di Misano un altro delfino, una femmina grossa, adulta, morta. Quindi, ed è la quarta nel giro di 10 giorni, il quarto delfino morto in giro. Probabilmente qua davanti alle nostre coste c'è una popolazione abbastanza importante, diciamo che ce ne sono due, una è attorno a Goro, attorno al delta del Po, che è la più consistente, e poi ce n'è un'altra invece al largo qui delle nostre coste, cioè, fra i 30 e i 60 km. Sì, a volte arrivano fino a qua in Laguna di Venezia. Sì, sì, e devo dire che quando arrivano così nelle acque basse è un problema, cioè Sì. noi ci occupiamo dei cetacei, siamo ad esempio l'anno scorso a gennaio sono intervenuto all'Isola dell'Amore, è una striscia di sabbia che chiude più o meno la sacca di Goro, perché dietro quest'isola c'è pochissima acqua, c'è un fondale di 80-100 centimetri più o meno. E un delfino che probabilmente aveva seguito una barca da pesca, aveva sbagliato strada e si era infilato lì e si era impantanato. E dopo con l'Università di Padova, il CERT, che è il Centro Nazionale per i Cetacei, e con Guido Pietroluongo noi eravamo intervenuti attraverso la collaborazione con i vigili giurati di Goro, poi abbiamo chiamato il CERT, sono arrivati anche loro, l'abbiamo caricato su una barella e l'abbiamo trasportato lentamente fuori in mare aperto. Ed è stato un intervento che è andato a buon fine, ne siamo stati molto soddisfatti, ma è un intervento che è durato 8 ore, cioè una di quelle cose veramente impegnative. Invece sui cetacei che stanno male abbiamo deciso da qualche anno di non intervenire più perché non si ha mai un risultato positivo. Cioè, io personalmente ho fatto 18 interventi sui cetacei e a buon fine ne è andato uno solo su un cucciolo di grampo che però poi è morto in cattività, quindi cioè, il gioco non valeva la candela. Ecco. Ma queste tartarughe, devo dire, mi fa un po' sorridere, le tartarughe ricoverate, me le vedo lì sul lettino con le lenzuola bianche, no? Dove stanno? Hanno delle vasche? Come Stanno in delle vasche individuali, perché poi se le metti assieme più di una in una vasca tendenzialmente si aggrediscono, sono molto territoriali. Però stanno lì fino a quando poi ovviamente quando vanno fatte le terapie vengono tirate fuori, perché ovviamente vengono curate noi abbiamo 3 veterinari di riferimento, adesso per fortuna ne stanno arrivando altri, perché considerate che 24 animali 24 ore al giorno per 365 giorni all'anno più o meno richiedono una grande attenzione, un grande intervento, anche perché molto spesso non stiamo parlando di animali d'affezione, quindi per i quali, non so, sia le diagnosi che le terapie sono molto consolidate, insomma, anzi stanno crescendo molto. Stiamo parlando di animali esotici, animali che hanno di cui si ha una scarsissima conoscenza e quindi anche le terapie devono essere studiate, raffrontate
agli animali simili, tipo le tartarughe terrestri, ma non uguali, quindi insomma Ma non che è le tartarughe se le fanno fare volentieri, le cure, perché voglio dire, un cane, un gatto magari no, lo convinci, gli dai un biscotto, gli fai un anestetico, non lo so, una tartaruga? Allora, la tartaruga, per grandissima fortuna, fuori dall'acqua è praticamente immobile, cioè non, perché, e quindi sì, hanno una forza incredibile, perché se tenerle ferme a volte ci vogliono due persone e non bastano. Però diciamo che è molto meno problematico, mentre il gatto scappa, la tartaruga non va da nessuna parte. Una volta che è sul lettino di cura, lì deve stare, insomma. Beh, bello. E voi siete, l'ospedale si trova a Rimini, A Riccione, Riccione. a dunque, Riccione. E esatto. quindi se però c'è una tartaruga ferita, poniamo qui nel Veneziano, si viene a portarla? Allora, noi lì collaboriamo appunto col CERT, collaboriamo con i WWF del Veneto e abbiamo contribuito alla creazione di un centro a Lido di Venezia che però ancora purtroppo non sta funzionando e per cui ci offriamo volentieri di curare anche le tartarughe del Veneto. Infatti la settimana scorsa ne siamo venuti a prendere una a Chioggia, ma purtroppo ieri è morta perché era veramente messa molto male. Cioè a volte purtroppo arrivano assolutamente sì, condizioni disperate. Beh, io sto mettendo adesso le immagini perché circa 10 anni fa, 12 anni fa, ci avete restituito una tartaruga che avete messo in sesto e l'abbiamo appunto liberata qua in spiaggia, la tartaruga Amleto, con una festa con le scuole, con il coso. Ero io a liberarla. Ah, ecco, esatto, E c'eravamo... sul bambino attraverso col quale l'abbiamo portato a largo, Amleto mi ha cacciato un morso nello polpaccio. Ah, ecco, come ringraziamento. Come ringraziamento. No, è che il barchino era molto stretto e il mio polpaccio probabilmente gli dava fastidio. Era a portata di denti. Ok. Grazie mille, è stato veramente molto interessante. Vi aspettiamo a Riccione quando Certo, passate volentieri. a trovare, che saremo ben felici di Sì, farvi conoscere. io ci sono già stato un paio di volte a vedere il vostro centro, è molto interessante, è bello da vedere, magari facciamo anche un'altra gitina, organizzeremo una gita e verremo a farvi un salto. Un Mi fa molto saluto. piacere. Grazie mille. Grazie mille. Grazie. Bocca al lupo per la salvaguardia di questi animali così simpatici. Io ovviamente il mio intervento è stato direi molto meno pregnante di quello della persona che mi ha Di Flavia, certo, meno male. spero di avere portato una nota di leggerezza in Certo. questo. Ma insomma, Non troppo, insomma. non troppo. Anche Beh, perché però ce la si grande mette fatto. tutta, immagino. Questo è importante. Grazie mille, Grazie a voi. Grazie. Arrivederci. arrivederci. Sitting in my room, thinking about all the crazy things we love to do. Just me and you. Can't help but smile and laugh a bit, 'cause I know you're my perfect fit, even though we're pretty opposite. But you're the apple of my eye, the reason there are blue skies all the time. And everything I do, I wanna do it with you. And sometimes things aren't going right, but you're the last piece to the puzzle of my life. My ride or die. When life gets rough, your
think of you and all that we've been through. You make me wanna be my best and nothing less. You make the whole world better. You shine bright in my eyes. You're so electric in everything I do. I wanna do it with you. And sometimes things aren't going right, but you're the last piece to the puzzle of my life. My ride or die. When life gets rough, your love's enough to get me through. I can depend on you. And when you're down, I'll be around, 'cause I got you, and I'm so for you, like crazy glue. Like crazy glue. Thought you were the one, but all you did was betray me. You led me to believe you had my heart. Now I see that when life gave you lemons, you just spat them in my face. You broke my heart. This crazy glue fell apart. When life got rough, I thought our love was enough to get us through. But I was wrong about you. And when you were down, I was always around, 'cause I loved you. I was so stuck on you. I'm more crazy glue. Melanie Unger, una nostra vecchia amica di Radio Nostra con Crazy Glue, e in questo momento non parla Gianluigi, ma è l'intelligenza artificiale che ha preso possesso della regia e quindi dà subito la parola al nostro terzo ospite, Luciano Barbato. Solo la voce metallica tipo Visitors. Ecco. Allora Luciano, ciao Luciano. Allora, sta Ciao, buonasera a tutti intelligenza, intanto, ma ben ritrovati. grazie a te per essere ritornato con noi. Ma sta intelligenza artificiale è tanto intelligente? A differenza di molti umani, sì. No, seriamente, dai. E qua chiudiamo. E qua chiudiamo. Punto, e salutiamo e andiamo a casa. Scherzi a parte. No, sono dei begli strumenti, diciamo, che possono aiutarci in molte nostre faccende quotidiane. Intanto vediamo cos'è un'intelligenza artificiale. Diciamo che cosa non è intanto? Non è un programma come lo conosciamo noi per il nostro computer, non è un'app, no, non è solo un'app come i nostri smartphone o tablet. È un insieme di differenti tecnologie che messe assieme in sinergia, parola che è di moda, forniscono soluzioni a nostre domande, fondamentalmente, usando dei meccanismi simili ai meccanismi del nostro cervello, cioè simile al nostro pensiero, all'elaborazione e alla produzione di un pensiero vero e proprio. Questo, diciamo, in grandi linee. Diciamo che una macchina che fornisce intelligenza artificiale, ripeto, è un insieme di varie tecnologie, e anche qua deve avere almeno quattro abilità cosiddette. La percezione, quindi proprio come una persona percepisce l'ambiente in cui l'utente sta interagendo. Poi vedremo anche perché o come, se non altro.
può misurare questi aspetti che fanno parte appunto dell'ambiente, tipo raccogliere immagini, suoni, i dati che noi forniamo a questa macchina, a questa intelligenza. Questa macchina ha capacità di comprensione, quindi può capire la realtà che ha attorno, che ha percepito, e divide gli oggetti in vari ambienti e riesce anche a catalogarle. Queste macchine hanno anche possibilità di agire, azione quindi, in base alle cose che ha percepito, che ha compreso. La macchina può agire autonomamente senza comando da parte di un umano. Ultima cosa, la macchina può imparare da quello che percepisce e in base anche al risultato delle azioni che lei fornisce. Allora, l'apprendimento rende l'intelligenza artificiale assolutamente differente, o perlomeno diversa, da qualsiasi altro tipo di software o di programmi come noi li conosciamo fondamentalmente. Ma Dicevi prima, un tipo, dicevi qualcosa? eccolo qua. Ma un tipo di intelligenza artificiale che adesso noi possiamo trovare subito, può essere anche quei risponditori automatici che ti rispondono alle tue domande Per nei esempio, nei giustissimo, vari bravissimo. siti. A parte questo, ma già li conosciamo noi, per esempio, un certo tipo di intelligenza artificiale. Sono gli assistenti del nostro, che so, Siri, piuttosto che Cortana, piuttosto che Google, che a fronte di nostri input vocali forniscono delle risposte. Per esempio, io ho un utente, ecco, diciamo, che è affezionato al proprio assistente vocale, vai in qualsiasi posto, per esempio una palestra, e dice: ok Siri, ok Cortana, mettimi su la playlist palestra, ipotesi. Naturalmente, se io continuo a utilizzare questo strumento, la macchina, il mio smartphone, o meglio, l'intelligenza che è dietro a questa mia azione, riconosce che intanto io sono in palestra, perché intanto solitamente sono geolocalizzato col satellite, e quindi sa che sono in una palestra. Richiedo una playlist da palestra, e in base anche alle volte alla raccolta dei dati che io fornisco al mio assistente vocale, determinerà che questa playlist che io andrò a utilizzare viene associata al fatto che io sono localizzato in una palestra, per esempio. E questo fondamentalmente è un input che io fornisco alla macchina, intelligenza artificiale, chiamiamola così, e l'intelligenza mi dà una risposta. A sua volta la macchina ha appreso che io sono, quando chiedo questa playlist o playlist simili, sono in un ambiente, in questo caso palestra, diciamo, e quindi ha fatto l'apprendimento. Quelli bravi li chiamano machine learning, cioè la macchina ha imparato a rispondere alla mia richiesta ben localizzata. Io sono in quel posto, e quindi se io richiedo quel tipo di servizio, probabilmente io sono in un dato posto. Ripeto, ho richiesto molto banalmente una playlist per fare il mio allenamento in palestra, la macchina sa che io sono in una palestra, perlomeno quando richiedo quel tipo di servizio, ecco, diciamo. Naturalmente non è solamente questo. Leggevo che c'è un livello 3 di intelligenza artificiale e un livello 4, ChatGPT 3 e ChatGPT 4. La differenza del 4 dal 3, il 3 non riconosce solamente comandi letterali. La versione 4 riesce anche a riconoscere
degli input visivi, quindi immagini, fotografie, filmati, e qua si apre veramente un mondo Sì, anche perché no, nettamente... si apre anche il discorso del copyright, di tutte queste della proprietà Sì, delle immagini, no, se è fatta bravissimo. O l'utilizzo dall'intelligenza. che si andrà a fare di intelligenza Esatto. artificiale di queste immagini che noi forniamo. Ecco, per esempio. Diciamo che è nata, cioè, perlomeno è assurda agli onori di cronaca da fine marzo, un grosso dibattito su questa intelligenza artificiale, quando il garante della privacy italiano ha predisposto un blocco, o perlomeno ha chiesto alla ditta, alla società, chiedo scusa, non mi viene la prossima, OpenAI, che sviluppa appunto ChatGPT, che è il più famoso, se non altro, Sì. il più nominato servizio appunto di intelligenza artificiale, ha rilevato appunto i problemi di privacy, perché appunto noi forniamo un sacco di input a queste macchine che a loro volta servono alla macchina per istruirsi. Però Ma in senza sapere che effetti il sito italiano è chiuso, non lo puoi... no. perlomeno sì, gli utenti dall'Italia non possono accedere al servizio Esatto. appunto di ChatGPT, a meno che, come ho fatto Vabbè, io per dopo ci esempio sono ieri, le tanto per provare, scappatoie, certo, vai a utilizzare per esempio una VPN. certo. È possibile farlo, ma un utente italiano che non utilizza VPN non riesce ad accedere momentaneamente. Naturalmente c'è la videata in cui dicono che verranno resi i soldi agli utenti che avevano appunto registrati, perché un livello è base, un livello è quello professionale appunto devi pagare appunto un abbonamento, e visto che il servizio in Italia era stato bloccato, i magnani europei hanno pensato bene di rendere comunque i soldi dei servizi non utilizzati. Non ultimo, c'è anche un fatto da dire, che il servizio è rivolto ai maggiori di 13 anni, alle persone con oltre 13 anni. Però non c'è nessun modo, nessun filtro per bloccare l'under 13. Cosa ha fatto appunto il garante della privacy? Ha previsto intanto un blocco per il servizio, in attesa di chiarimenti da parte di OpenAI, solo che OpenAI si è risentita un attimino e ha detto: ok, cari italiani, blocchiamo tutto quanto. Avevano 20 giorni, sì, hanno ancora 20 giorni, perché non è ancora scaduto il termine dei 20 giorni in cui devono consegnare al garante della privacy le misure intraprese per migliorare appunto questa situazione, e rischierebbero, tanto non pagano mai le multinazionali, 20 milioni di euro di multa, oppure il 4% del fatturato globale. Questo lo sto leggendo qua dal comunicato di OpenAI, insomma. Ecco, io leggevo anche che potrebbero, anzi sicuramente negli anni porteranno via 70 milioni di posti di lavoro questa intelligenza, però ne crea 140 milioni, quindi raddoppiano i posti di lavoro. Dovrebbero raddoppiare secondo queste stime. Cambieranno i tipi di lavoro. Esatto. Bravissimo, cambieranno i tipi. Beh, proviamo a essere un po' maliziosi. Anche Meta, il suo metaverso, dovrebbe favorire un sacco di assunzioni. È già la seconda volta consecutiva che sento che a blocchi di 10.000 persone Meta lascia a casa le persone, insomma, non faranno tutte parte del progetto del metaverso. Però la casa madre intanto comincia a lasciare a casa, ripeto, non 1.000, ma a blocchi di 10.000, comincia a lasciare a casa perché non servono più. Il discorso che diceva tu, Gian, è anche vero nel fatto che potrebbero migliorare la nostra vita. Per esempio,
Dicevo che molti motori di intelligenza artificiale sono specializzati, per esempio, nella scrittura di un codice di programmi, nella, nella ricerca, per esempio, e creazione di curriculum vitae, di Industria 4.0. Sono tutte Anche la traduzione fa parte di traduzione, sì, questo, perché bravissimo, traduzione. allora, ho appena fatto un lavoro perché era molto corposo, insomma, e i tempi erano strettissimi, con un sito a pagamento. È allucinante, cioè è un livello molto alto, si può addirittura Ma certo. scegliere fra registro formale e registro informale, e tranne qualche imprecisione su maschile e femminile, perché traducendo dall'inglese è abbastanza, ma era incredibilmente perfetto, cioè un po' fa impressione, Sì, indubbiamente. Forse fa impressione da quanto precisa è, caspita, Sì. probabilmente, perché anche il fatto dell'errore umano, dell'errore ortografico, ogni tanto può anche starci. Non si fa vedere così troppo belli, perfetti e saputelli. Ci rende umani, scusami il passaggio di parole. Però chiaramente sì, è una gran comodità, caspita. E quindi cioè, vuol dire che non c'è solamente adesso ChatGPT, ma praticamente ognuno sta facendo la propria intelligenza artificiale. Prima prendo Skype, mi ha detto, ehi amico, guarda che adesso ho anche la possibilità, ho anche io la mia ChatGPT e posso darti suggerimenti, naturalmente tu dimmi cosa devo fare, io immagazzino quello che tu mi dici e poi ti fornisco soluzioni o comunque risposte, ecco. Leggevo, non so, Google sta accelerando sulla sua versione di intelligenza artificiale, è un po' in ritardo Google, tant'è che leggevo anche che Samsung sembra sia intenzionata a passare a Bing come motore di ricerca predefinito, appunto perché Bing di Microsoft, il motore di ricerca di Microsoft, ha inglobato all'interno di se stesso ChatGPT, la versione 3, vabbè, piuttosto di niente, scusa. Per esempio, leggevo Amazon, tanto per non, per non farsi mancare niente, anche il buon Pelatone, ops, si fa anche lui, come si chiama? Elon Musk, anche lui può stare fuori? No, dai, ci mancherebbe altro. Poi cos'era? Alibaba, il gigante cinese del commercio online, anche lui si sta facendo la sua bella intelligenza artificiale, insomma. Vediamo che è un settore comunque in estremo fermento, le notizie sono in continua evoluzione e cambiano veramente di settimana in settimana. La questione sta veramente evolvendo in maniera molto molto veloce. Sì, veloce, sì. Tant'è che qualcuno, sentivo anche su una trasmissione di Radio 24, diceva che già il metaverso è già vecchio. No. Deve ancora iniziare, sembra sia già vecchio il metaverso, visto le potenzialità di questa intelligenza artificiale. È chiaro che se noi intendiamo l'intelligenza artificiale come un robottino che ci porta il caffè al mattino o che ci porta la pietanza al ristorante, sì, non è solo quella l'intelligenza artificiale. È quella che però è più poetica, che ci piace di più. Sì, La è quella Metropolis. che forse riusciamo anche a toccare con mano o con Sentite, lo ma a sguardo. nessuno viene in mente HAL Al 9000. Cos'è? L'hanno fatto 2 settimane fa, se non ricordo male, Odissea nello spazio. Ah, non so, io l'ho visto secoli fa, ma mi è rimasto Sì, questo. No, No, nel senso, adesso la domanda è, insomma, ma non lo sa nessuno, credo, in questo momento. Chiaro. C'è la possibilità che questa intelligenza diventi veramente intelligente? Troppo? Dio, speriamo di no, che ci lascia perlomeno fare anche noi gli umani, contare qualcosa. Scherzi a parte, non sarà sicuramente come Terminator, che quindi le macchine si prendono, anche perché
come diceva Isaac Asimov nel suo iRobot, il primo esempio di intelligenza artificiale, a mio modesto parere, caspita, diceva che il robot comunque deve essere sempre sottomesso, o perlomeno deve essere soggiogato dall'umano, ecco, insomma. Con le Però, tre leggi caspita, della robotica, no? bravissimo, sì, certo. E quindi speriamo bene, dai. Però, ripeto, adesso non possiamo sapere cosa sta succedendo nei laboratori di qualche parte del mondo o nelle cantine o nei garage, ecco, diciamo così. Esatto. Torniamo alla visione di un po' di tempo fa, insomma. Sì, dai, Però vediamo. ripeto, è un argomento di primaria importanza che avrà... teniamo presente che a Rimini in questa settimana è presente la AI Week, una fiera, un'esibizione, ecco, diciamo, e incontri per quanto riguarda le prospettive, le applicazioni, spero anche gli sviluppi non solo tecnologici ma anche sociali che potrebbe portare a una rivoluzione di questo genere, insomma. Va Spero. bene, con l'intelligenza artificiale sono collegati anche i microchips, no? Penso. Fanno Beh, la come dicevo- loro sua porca figura e ne parleremo Sì, la prossima volta. Benissimo, Anche perché benissimo. sono soggetti a guerre tra Cina e Taiwan che non so. Lì è una bella gatta da È una mantenere, bella, per esatto, tutti, vedremo un per po' tutti quanti. cosa succederà. Io, se mi date Sì, 30 secondi vai. ancora, non voglio togliere nel spazio No, a anche perché nessuno. abbiamo un viaggio lungo dopo da fare. Ecco, appunto, avevo 30 secondi, 30. Niente, volevo dirvi che ho trovato un po' di tempo a queste parti una soluzione libera, assolutamente gratuita per quanto riguarda l'utilizzo di memorizzazione remota, un cloud assolutamente libero, sicuro, con una piattaforma open source, diciamo, e quindi magari la prossima volta Guarda, ne ho parlo un carta po' e di più. penna. Casomai ti scrivo poi anche Ecco. dove potrebbe essere. Eh, Stanno uscendo anche le versioni open source dell'intelligenza artificiale certo. con database Ecco. liberi e Sì. quindi magari la prossima volta ci Ok, risentiamo la e ci prossima volta riaggiorniamo. ci sentiamo per questo. Benissimo. Bene, Grazie mille Luciano. È Grazie stato un piacere. Luciano, grazie, Alla grazie. prossima. Alla prossima. Voi siete Arrivederci, pronti ciao. per il viaggio? Saluti, buona Rossella serata. e Omar, Pronti, abbiamo lo Intanto- giaccavento. Bene, forza, coraggio che adesso si vola. On the sun e on the street. Grab your coat and get your hat. Leave your worry on the doorstep. Just direct your feet on the sunny side of the street. Can't you hear the beating heart? And that happy tune is yours there. Life can be so sweet on the sunny side of the street. I used to walk in the shade with those blues on the rain. I'm not afraid. It's over, cross over, ever since happy returns from the family. Life can be so sweet on the sunny side of the street. I used to walk in the shades with those blues on the rain, but I'm not afraid. It's over, cross over, if I never, ever say.
street, on the sunny side of the street, on the sunny side of the street. Woo! Eccoci qua che partiamo, stiamo facendo un viaggio lunghissimo, Rossella e Omar, in questo momento. Stiamo sorvolando dappertutto, anche i monti più alti del mondo, perché dove dobbiamo arrivare, Rossella? Arriviamo agli antipodi, dall'altra parte del mondo proprio. Arriviamo in Australia e siamo atterrati dopo un volo bello lungo ma meraviglioso, perché la nostra terra è veramente stupenda, e siamo atterrati a Melbourne e dove ci aspetta Antonella Cavallini. Benvenuta Antonella. Welcome to Melbourne. Benvenuti a voi. Buonasera, ciao. Ciao, ciao. Benvenuta nella nostra mongolfiera. Ti piace? Si vede bene anche Melbourne Fantastico. dall'alto. Che è stupenda Melbourne dall'alto, piena di alberi, è verdissima. È verdissima. Ascolta, che ci fai a Melbourne? Sei andata in vacanza? Non esattamente. No, non proprio. Sono qui perché nel novembre del 2015 sono stata nominata dal Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale come lettrice all'Università di Melbourne e insegno italiano in questa università che, diciamo, viene considerata la migliore d'Australia. Quindi Wow. Antonella rappresenti l'Italia in questa università. Sì, ho questo Complimenti. onore e onere di rappresentare il nostro paese e soprattutto di divulgare non solamente la lingua, chiaramente, ma la cultura, l'arte e tutto quel bagaglio culturale, storico, gastronomico che noi ci portiamo dietro, che fa parte della nostra identità. E sono tanti, Antonella, gli studenti che studiano l'italiano? Sì, diciamo che un terzo circa, forse direi anche qualcuno in più, è costituito da discendenti di italiani, per cui sono studenti, sono ragazzi e ragazze che non parlano l'italiano perché in famiglia si è perso o lo parlano poco e male, diciamo che magari parlano più un dialetto, ecco, perché gli italiani che sono venuti qui soprattutto parlavano il dialetto. Poi un terzo circa è costituito da studenti internazionali che per ragioni varie vogliono studiare l'italiano. Non so, per esempio, ho avuto una studentessa cinese il cui padre ha una fabbrica di abbigliamento importante e ogni anno va a Palazzo Pitti per le esposizioni, per le varie sfilate e ha bisogno di qualcuno che parli l'italiano. Chi meglio della propria figlia? Oppure studiano arte, studiano musica, il canto, l'opera. E poi un terzo circa di studenti invece sono anglosassoni che per ragioni personali, non so, fidanzato o fidanzata, cose di questo genere, interessi culinari, che ne so, cose così, studiano l'italiano. Per cui è abbastanza vario. Antonella, e quindi più o meno quanti alunni vedi durante l'anno scolastico? Allora, per semestre ho circa un 130 studenti, 140. Non sono l'unica naturalmente, ci sono altri corsi, altri docenti, altri tutors, per cui siamo molti. Siete molti C'è una che notevole fate, richiesta. siete molti che fate italiano, quindi. Sì, sì. Okay. E non solo qui, anche in altre università, senza contare le scuole private di italiano. Che sono molte. Sì, Ecco, visto la tipologia degli alunni che sentivo, ma fate i corsi solo alla mattina o ci sono corsi anche serali? serali no, però sono pomeridiani alcuni, per esempio io domani inizio a mezzogiorno e finisco alle 5 per una questione di aule e di orario, insomma, però serali non ci sono corsi, no. Ascolta, e il sistema universitario è paragonabile a quello italiano?
Direi di no, direi No. proprio di no. No, no, direi di no perché diciamo la tipologia, la struttura accademica è in parte diversa rispetto alla nostra. E del resto lo sono anche le scuole superiori, per cui la tipologia tipica anglosassone. Non so se conoscete, per esempio, gli studenti nelle scuole superiori scelgono le materie, non scelgono la scuola come facciamo noi, per cui già si indirizzano verso qualcosa che più o meno può interessare loro, non hanno niente di obbligatorio, per esempio non studiano quasi mai storia, non studiano la grammatica della propria lingua, che per noi è una cosa assolutamente inconcepibile. E l'università, innanzitutto per entrare alla University of Melbourne devono avere un voto finale di scuola superiore piuttosto elevato, circa 85,5 mi sembra, soprattutto per gli ambiti scientifici. E poi, per esempio, i miei studenti generalmente studiano art. Ti abbiamo perso un attimo. Non ho capito, studiano arte, voleva dire. Vediamo Sì, che è un se... programma. Mi Ecco, sentite? adesso Sì, sì. adesso sì. Stavi dicendo che la maggior parte degli studenti studiano arte, suppongo. Sì, sì, arte, chiamiamola così, è una definizione che comprende varie tipologie di studi, anche la psicologia, la criminologia, la storia, la letteratura, la lingua inglese, è abbastanza vario. E poi dopo questi 3 anni scelgono le materie specifiche. Oppure studiano scienze per poter accedere, che ne so, a medicina, all'approfondimento della fisica, della chimica. Le strutture sono, anche la tipologia degli esami è diversa, no? Hanno poche materie orali, la gran parte scritta attraverso test e cose di questo genere. Ma mi chiedevo, visto che siete nell'emisfero sud, Sì. il periodo scolastico è uguale al nostro? Cioè iniziate a No, settembre? no. Noi seguiamo l'anno solare, Ah. per cui iniziamo a fine febbraio, primi di marzo, facciamo 12 settimane, primo semestre, luglio-agosto in pieno inverno, vacanze invernali e poi altre 12 settimane che è il secondo semestre. La scuola ha un periodo più lungo di attività didattica, interrotto più volte da diversi periodi di ferie, di vacanze, scusate, 15 giorni, 3 settimane e così via. Quindi A sì, un seconda sistema delle- molto diverso. È molto Sì. divertente questo che ha detto Omar, dice voi siete sotto, ma è una questione di punti di vista. Sì, beh, è chiaro. Come tutto, la percezione spazio-temporale qui è diversa, no? Ti colpisce, almeno a me è colpito tantissimo e ancora, anche l'altro ieri siamo stati al mare, era una bellissima giornata autunnale, splendida. Mi colpisce moltissimo il cielo, è enorme, è molto più, la percezione che hai è di una maggior vastità rispetto al cielo nell'emisfero settentrionale. Pensa a te. E anche naturalmente il ciclo delle stagioni, insomma, avendo contatti poi con l'Europa, come adesso con voi, ho una figlia che sta a Londra, parenti in Italia e così via, fratello in Belgio, eccetera, e devo sempre pensare in 2 modi, no? L'ora europea, l'ora italiana, insomma, sei un Ecco, po'... sì, ricordiamo che ci sono 8 ore di fuso, no? Quindi Adesso, fino a 20 giorni fa ce n'erano 10. 10 ore, quindi è veramente dal giorno alla notte, come si Sì, dice. sì. E Ascolta, fare il però- viaggio è proprio la percezione di questo enorme spostamento. Sono 24 ore di viaggio. Sì. 24 Sì. effettive. Sono 4 di solito di sosta per stopover da qualche parte, Singapore,
dipende la compagnia aerea che hai, Dubai, eccetera, però realmente sono 20, 21, 22 ore reali. Di volo. Dipende sì, di volo, sì, sì, sì. Ma come si sta a Melbourne? Si sta bene, si sta bene. Direi che è una città dalle molteplici opportunità, soprattutto per i giovani. Una città molto verde, una città molto vivace, viene considerata un po' la capitale dell'arte, della musica, della moda, molto così anche alternativa rispetto a Sydney, un po' più ingessata Sydney, no? Per certi aspetti forse. Qui insomma, si sta bene, è una bella città, ecco. È una ragione per cui io sono rimasta a finire il mandato dei 9 anni, nonostante potessi già essere in pensione da un paio d'anni. Si sta bene. E quindi il Bene. ritorno come sarà? Triste? Contenta? Ma devo dire che i sentimenti sono contrastanti. Da un lato capisci che ormai alla mia veneranda età è giunta l'ora di dare spazio ad altri e poi se mi piace tantissimo insegnare, amo veramente questo lavoro, però insomma ad un certo punto ti rendi conto che è ora di girare pagina e poi inizierò una nuova avventura per cui in un'altra parte d'Italia e allora c'è anche questo entusiasmo. Bene, bene, complimenti. Quindi sei quasi alla fine del tuo mandato, ancora un anno. La cultura quindi legata un po' all'arte, l'emisfero così un po' australe, ti calano in un contesto completamente diverso che quello europeo o quantomeno italiano a cui Sì, siamo abituati a gestire. Io ho una curiosità invece proprio sullo stile artistico. Noi siamo abituati a studiare storia dell'arte qua in Italia, quindi abbiamo i nostri guru, i nostri punti di riferimento, non so, da Leonardo da Vinci fino, che ne so, a Picasso, che sono per lo più europei, se vogliamo, per la grande parte dei rappresentanti. Dalle tue parti lì, chi è che cioè mi chiedo se ci sono altri punti di riferimento, non so, per sì, esempio il sì, mondo sì. asiatico piuttosto che, ecco, mi incuriosisce un po' questo, perché poi immagino farai dei paralleli quando insegni, no? Per entrare nel contesto. È vero che insegni italiano e quindi ti riferisci a questa cultura, però insomma, per negativo a volte, no? Beh, diciamo che non dimentichiamo che l'Australia ha avuto appunto questa grande migrazione europea, molto varia. Gli italiani sono circa 440.000 nel solo Victoria, che in tutto ha 6 milioni e mezzo di abitanti, di cui 5 milioni a Melbourne. Poi ci sono gli inglesi, grande componente irlandese e scozzese, moltissimi greci, addirittura c'era la leggenda che c'erano più persone a Melbourne di origine greca che di greci ad Atene, leggenda metropolitana forse, ma vi dà l'idea. Per cui c'è un grande contributo e una grande influenza europea anche nell'arte qui. Però più che asiatica c'è quella aborigena. Esatto. L'arte aborigena che ha un suo spazio, una sua importanza, ha una sua rilevanza, adesso poi anche politicamente si vuole veramente dare voce, proprio si dice così, the voice, agli aborigeni anche nella Costituzione in modo forte e determinato, per cui c'è una grande rivalutazione di quella che è l'arte aborigena. E questa influenza anche l'arte in generale, la percezione anche dell'arte, le modalità proprio di lavorazione, di creazione dell'arte, oltre che la mitologia che tesse queste produzioni artistiche, che è la mitologia aborigena.
No, Beh, interessante perché qui da noi, io sono in Belgio, abbiamo un particolare debole verso l'arte soprattutto grafica, no? Quindi disegni aborigeni, quindi queste Sì, figure non solo antropomorfe, ma soprattutto di animali contornate da colori brillanti e quasi sì, plutinate, insomma. Molto interessante, che ricordano anche un po' lo stile moderno giapponese che sta sì, sì. tornando di moda. E sì, noi, come sai, vicino all'Africa avevamo avuto grandi rappresentanti che hanno riportato in auge quella realtà, seppure in Europa, no? Per via delle colonie, per via, non so, di Picasso, Matisse, che hanno rivalutato un po' queste figure arcaiche. Però ecco, immagino che in quel contesto, in quell'isola, che poi è un continente così lontano almeno Diventa. per noi, Sì, sì, e te sì, no, sì. perché ci sei su, diventa tutto anche più interessante da un punto di vista anche musicale, no? Con questi strumenti Ah beh tipici. sì, 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 Fantastico. sì, che sono una parte il famoso didgeridoo, poi usano molto anche dei bastoni accompagnandoli con danze, decorandosi con colori, con l'ocra, con la terra colorata e naturalmente tutto questo è legato ad una profondissima mitologia che permea la vita degli aborigeni, anche se poi dobbiamo dire purtroppo gli aborigeni sono stati isolati, isolati veramente in zone abbastanza remote, di difficile accesso. Lo scontro più che l'incontro con i Con le bianchi è culture, stato certo. drammatico, ed è stato drammatico, no? È stato Anche in drammatico, termini infatti, sì. drammatico, Cioè, drammatico. volevo un Anche, attimo, perché magari poi non tutti hanno presente tutte le cose, no? Allora, l'Australia è stata conquistata dagli europei in gran parte e che sì, hanno effettuato l'ennesimo genocidio, diciamolo, cioè è sì, scomparsa quasi la popolazione, sono rimasti pochissimi, adesso non so se tu hai presenti i numeri, sono stati no, spinti in zone marginali dove le risorse sono scarsissime e per moltissimi anni sono stati repressi in tutti i modi. Adesso finalmente ci si rende conto che non è tanto carino andare a casa degli altri e prendersi tutte le risorse e espellere le popolazioni locali, però insomma c'è un film molto bello che in Italia non è stato distribuito, che è stato presentato a Venezia qualche anno fa, che si chiama My Sweet Country, di un regista aborigeno molto giovane e guarda, io me lo ricordo, il film è straziante e lui alla fine era talmente che piangeva come un bambino e si vede, insomma è una rappresentazione, una delle tante probabilmente che ci sono, quindi lì sì, 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 sì. ne abbiamo da farci Ma perdonare. pensate che si diceva che fino agli anni 60, mi sembra sia fino al 67, l'anno di un referendum, gli aborigeni erano stati considerati flora e fauna australiana. Sembra sia una leggenda, però insomma la cosa sembra abbia anche delle basi, no? Si discute ancora se sia vero o meno, però già il fatto che se ne parli Certo. fa capire come siano stati marginalizzati. Ci sono stati anche qui episodi come in Canada del resto con i nativi, con le appunto First Nations, sono stati prelevati a forza i bambini e costretti, bambini e bambine, costretti a vivere in istituzioni gestite da bianchi per diventare poi le cameriere, i servi, insomma, di famiglie bianche, in modo tale soprattutto che non si potessero riprodurre e per evitare che ci fosse la razza mista, tra virgolette, che termine orribile. Però c'è un bellissimo film, visto che tu citavi, io l'ho visto diverse volte, per me è la verità splendido. negata, no? Sì, Come? non so,
rabbit proof fence, la barriera, la staccionata a prova per limitare l'accesso dei conigli, chiamiamola così, no? Ed è una rete che percorre migliaia di chilometri veramente in Australia, che impediva ai conigli di entrare in alcune zone e devastare i raccolti. E la storia proprio di queste due bambine è la storia vera, anzi sono 3 le bambine, poi una viene presa. È la loro vera storia. Abbiamo perso un po' la linea, peccato. Dopo chiederò a Antonella se ci manda il link, lo mettiamo tra i Il commenti. film dovrebbe essere Sì. Verità Negata o qualcosa di Può simile. essere? So che l'abbiamo proiettato anche Non noi qui sarebbe. a L'hai visto anche Cassaggio. tu? Sì, Sì? l'ho visto anch'io, è molto Molto, bello. molto bello, molto bello. Sì. Ecco, può essere il titolo in italiano, non lo so, in inglese più o meno si traduce così, dall'inglese. Sì, poi vi mando il link, però se Remo ha già il titolo in italiano. Sì, sì, no, adesso allora provvederemo noi a cercarlo con calma, molto interessante. In effetti i film sono poi un veicolo importantissimo che ci La permette di generazione capire... rubata, eccolo qua. La Ecco, la generazione rubata, rubata, in la generazione italiano. italiana. Sì, sì. Sarebbe, perché in effetti qui si parla di Stolen Generation, la generazione rubata. Il titolo del film si riferisce appunto a questa lunga rete staccionata, proprio che penso ci sia ancora, non so. Presumo di sì, perché Esatto, cioè, già in tanti luoghi, diciamo un déjà vu Sì. che si ripete e Sì, che ci sì, ritorna purtroppo in questo modo di vivere nostro oggi. Sì, Sì. questo è vero, questo è vero. Il non riconoscere l'alterità, il non riconoscere la diversità come ricchezza, e questo Anche è il grande esatto, dramma. la No? ricchezza, no, della diversità, sì. L'omologare a tutti i costi, no? La paura del diverso. Per noi insegnanti questo è proprio quello che noi insegniamo. Esatto. Sì, è scioccante. Noi proprio insegniamo l'esatto opposto, ad accogliere, ad accettare, ad aprire le braccia, insomma, a colui che arriva e che ci propone un punto di vista diverso sulla vita. Cosa di cui veramente ne abbiamo molto bisogno, penso, in questo momento. Assolutamente vero, quello che dici mi fa riflettere sulla fine anche che facciamo, ma questo è un altro capitolo. Sì. Ne parleremo poi con altri personaggi. Comunque, grazie per queste belle parole e soprattutto per ricordarci ancora una volta che siamo qua su questo pianeta in una situazione di similitudine, seppur in zone diverse, perché quello che capita lì poi abbiamo visto in tantissime altre realtà, soprattutto noi insegnanti che giriamo all'estero, che abbiamo proprio toccato con mano le aree di colonie piuttosto che di immigrazione, piuttosto che di realtà di questo tipo, che chi dall'Italia spesso magari non si muove per volontà o per necessità, resta in una sola realtà, difficilmente può assaporare e capire, entrare nel... Ma credevo che tu stessi per dire grazie per averci ricordato che gli europei sono stati degli invasori tremendi. Non volevo essere così cattivo, ma sì. No, non è una semplice descrizione, cioè siamo qui che stiamo festeggiando la nostra premier che è tornata dall'Etiopia, caspita, cioè vabbè, dai. Lasciamo perdere. Eccola che va sulla politica. Dai, facci una piccola descrizione della natura che lì deve essere fantastica, Antonella, per chiudere. Allora, sì, concludo con una... Sì, la natura qui è estrema, per cui noi passiamo da incendi incredibili che servono agli eucalipti per riprodursi, fra l'altro, si sono adattati a questo ambiente in questo modo, ad alluvioni terribili. Quest'anno diverse zone dell'Australia, New South Wales, Queensland e anche qui a Melbourne abbiamo avuto delle terribili alluvioni. E la natura è varia, ti stupisce ogni volta.
Vabbè, a parte le classiche icone del canguro, del koala e così via, pappagalli ovunque, anche in città, fiori incredibili, veramente è molto anche pericolosa, devo dire, perché è il continente più pericoloso per quanto riguarda gli animali, soprattutto quelli velenosi, da piccoli ragnetti ai coccodrilli nel mare nel Queensland, cioè non si scherza. E quando ci sono le alluvioni, questi coccodrilli arrivano vicino alle case, naturalmente, trovano spazio. E serpenti velenosi, insomma, qui non ci facciamo mancare Quindi niente. è una natura che è riuscita a mantenere un po' di spazio, diciamo, rispetto agli umani invasori. Insomma, diciamo che i koala sono in via di estinzione proprio perché per via del disboscamento, per via della clamidia, che è una malattia che li ha colpiti e che impedisce un regolare ciclo di riproduzione, per cui su 100 accoppiamenti ne nascono 2 o 3, per cui capite che poi anche i cani lasciati liberi sono pericolosissimi, le auto, i koala sono lenti ad attraversare le strade, per cui è facile travolgerli, ucciderli. Insomma, non è proprio così incontaminata, direi proprio di no. Però è ancora, è molto vario, molto affascinante, ti dà proprio l'idea di un mondo altro, ecco. Per restare nel cinema, Trex può essere un film da vedere che attraversa il deserto dell'Australia e ci sono anche tutti questi tipi di animali che incontra la protagonista del film. Io vi devo salutare, grazie mi spiace. per la disponibilità, sei stata gentilissima con le nostre 8 ore di fuso e quindi grazie per questo quadro. Grazie a voi, grazie a voi. E in bocca al lupo. Siamo stati qualche minuto con te, ci ha fatto piacere, quindi... Anche a me, e anche di vedere finalmente Remo Omar. Allora, Cavallini saluta Cavallino, Brava. Cavallini saluta Cavallino. Arrivederci. Ciao Antonella, alla prossima. Auguri. Grazie. Ciao, alla prossima, ciao. Ciao Antonella, ciao. Allora, eccoci qua, saliamo e torniamo indietro. Cosa dite? Mettiamoci anche la sigla, ci abbiamo... Ecco qua, che va anche la sigla. Sì, Gianluigi, una puntatona anche questa. Mamma mia, certo. Esatto. Siamo andati in giro per il mondo e ci diamo appuntamento per lunedì prossimo, va bene? Assolutamente sì. Grazie e cliccate e iscrivetevi al canale di YouTube, iscrivetevi, fate oltre al mi piace, il pollicione sul YouTube, ma iscrivetevi al canale, che così appena andiamo in onda vi arriva la notifica e potete sentirla subito oppure la sentite più tardi. Senza perdere neanche una sillaba. Bene. Ok. Bene, Rossella, cosa facciamo? Passiamo prima per Liegi e molliamo Omar e dopo torniamo a casa, va bene, dai, facciamo così. Okay. Bon. Mi tuffo nell'umidità che c'è qua, ok? Ciao a tutti. Ciao a tutti. Grazie. Il giro del mondo in 80 giorni, seconda serie. A cura di Radio Nostra. Scritto e condotto da Rossella e Gianluigi. Una produzione dell'associazione La Rete. Musica della sigla finale di CT Bandland. Il programma lo puoi seguire su YouTube, Spotify, Anchor Podcast, Google Podcast, sui social Facebook e Twitter. E sul sito www.radionostra.jimdofri.com. Love me, why not you call on me? Can't you see I'm not good without you? Take my lips, I want to